irreale. Ma di cosa stiamo parliamo? Il giro di oggi nasceva da una mia fissa. Hai capito cosa vuol dire pescare i local nei giri? Ah, Però è così dritta sta qua. buongiorno. E che spettacolo, bellissimo. Buongiorno, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Siamo io, Andrea, Claudio là dietro, Umberto, che li avete già tutti visti sul canale, e in più abbiamo pescato Luca e la sua compagna, che ha un nome strano che non voglio sbagliare, quindi poi glielo richiedo. Siamo partiti da Cividale, adesso siamo sopra San Pietro Martisone e andiamo a pescare una salita Monte Fosca. Va. Watch out for the brecciolino. Che bello per di qua. Ok, no, bello perché così stai fuori dal casino. Ma tu sei di qua? Sì. Ok. Perché quando c'è vento un po' ripara. Un po' sì. Adesso era tutto contro vento. Sì. Perché adesso che si apre un po'. Sto qua in altre zone. Sì. Vai libero. Che belli sti borghetti. Qua inizia. E sentivo già tutti col rapportino, Sì. Sentivo un rumore. 6,3, 5,90. Salita Monte Fosca. Che bella quell'asfalto così. Spettacolo. Bellissima. Irreale. Che roba. Per quello mi piace nei weekend andare in posti nuovi. Che figata. Top. Ale, grande. Che spettacolo. Visto che bene che varò. Mamma mia. Sono salito. Magari se mi aveva detto, sai. Aspetto qua il video, dai. Andate pure voi. Non c'è problema. Aspetto io.
abbiamo scollinato il primo pezzo della salita, adesso c'è tutto un falsopiano e poi l'ultimo strappo per arrivare al paese di Montefosca. Allora, tutto il primo pezzo di salita fino a qua, asfalto top, quasi tutta completamente riasfaltata da pochissimo, veramente spettacolo. Qua dove scollina c'è questo pezzo di falsopiano, come si vede non è il massimo, forse la riasfalteranno, questo non lo so, però qua sì, non bellissimo, non impossibile, ma ovviamente da stare attenti. Buongiorno. Irreale. Stupendo, sembra un quadro questo. Che storia! Ciao! E qui siamo nel paese di Montefosca. Come sempre in descrizione la traccia del giro su Strava. E via su. Buongiorno. No, vabbè, stupendo, non si vede neanche la strada. In mezzo all'erba verde, stupendo. Stupendo. Allora che abbiamo trovato qualcuno più leggero di me. Mi va via il 12, 12-13%. Grande. Madonna, i tornanti al 17-18 sono una tortura. Una roba che di solito mi piace. Comunque 27 km 840 di dislivello, mica pizza e fichi. Eccoci, direi che ci siamo. Bello ma non banale, molto bello ma non banale. Ok, siamo arrivati in cima a Montefosca, in pratica 27 km 879 di dislivello. Grazie a tutti del giro, iscrivetevi al canale, lasciate un like, ciao, arrivederci, ciao. Sto scherzando. Fighissimo per di qua, veramente tanta roba. Adesso vi faccio vedere un po' i dintorni. Grandi!
Ok, siamo ripartiti, facciamo gli ultimi 200 metri di dislivello per arrivare proprio in cima, fermata per rimpinguare le borracce e poi vediamo cosa fare. Porca boia, se non mi ammazzo vediamo cosa fare anche con loro. Probabilmente Umberto e gli altri faranno un giro più lungo e noi chiuderemo un anello rientrando a Cividale. Vediamo. Grande giornata, molto contento. Va piano qua che è ancora un pezzo bruttino. Non bello. Sì, purtroppo sì. Che ogni tanto ho visto che il prezzo da pagare per una salita bella senza traffico, un po' isolata, sono ste discese un po' complicate. Però valeva la pena. No, bellissimo oggi, Stupendo, veramente incredibile oggi, incredibile. Vediamo se Claudio mi vede che siamo andati a destra. In uscita dal comune di Faedis, qua entriamo in Slovenia. Il giro di oggi nasceva da una mia fissa di voler andare a Caporetto in bici, che fondamentalmente è un giro che non ha salita. Si arriva a Caporetto praticamente senza nessuna salita. Ci stava come giro, poi organizzando il giro, tutto questo mentre salgo col rapportone, ci siamo trovati con Umberto e loro, qua davanti c'è Luca, e abbiamo deciso di fare questa salita in Monte Fosca perché loro appunto andavano prima lì. Bellissimo, sono molto contento di aver accettato e adesso magari andiamo lo stesso a Caporetto e adesso basta parlare col fiatone. Ah, che spettacolo, bellissimo. Noi andiamo di sotto. Sì, buongiorno. Sì, mamma mia. Che roba. Stupendo, non ho parole, bellissimo. Anche questa salita è bella. Bellissima, stavo pensando la stessa cosa, che deve essere molto bella in salita. Sì. Qua in estate difatti quando fa caldo di qua. Come per me San Michele da Peteano, che ce l'ho dietro casa ed è tutta così all'ombra. Bello, bello. Buongiorno. Grazie. Fra l'altro abbiamo trovato tantissimi shuttle come quello che si vede qua davanti che fanno la spola su e giù, quindi questa dovrebbe essere anche una bella zona per andare in mountain bike. Fatemi sapere nei commenti se conoscete la zona, se avete girato, se girate qua. Che figo.
bellissimo. E vabbè, che posto è? No, incredibile. Hai capito cosa vuol dire pescare i local nei giri che ti fanno fare i collegamenti che non tutti conoscono, e siamo finiti in questo posto incredibile, vicinissimo al confine, come avrete visto durante il giro. In pratica questo è il primo pezzo del fiume Natisone, nasce qua su. Incredibile, stupendo. Non so se rende nelle riprese, ma è una roba devastante, bellissimo. Bellissimo. Grazie a Luca che ci ha consigliato questa strada, veramente una figata. Stavamo parlando anche adesso con Andrea che a noi piace proprio questo tipo di uscita qua, cioè trovarsi con altri lungo il giro, fare un po' un giro in gruppo easy. Ciao, buongiorno. E ci si conosce, si fa quattro chiacchiere. Veramente questo secondo me è l'essenza, anche se vogliamo, del condividere i giri che faccio con dei video, con dei contenuti su Instagram, perché come è successo anche oggi scrivo un messaggio pubblico su Instagram, su YouTube, e vediamo se qualcuno riesce ad aggregarsi. Come sempre giri solo salita, 38 km, 1000 superati. Un bel 16% così. Che smeno. Buongiorno. Che smeno, ma che roba. Cioè, bellissimo. Veramente bello. Figata. Fra l'altro, tenendo Bluetooth attivo sul telefono, ciao, e l'app Brighton Active aperta in background, il computer mi ricalcola la traccia e mi mostra anche il profilo altimetrico della salita che non sarebbe stata nel giro. Questa molto comodo. Pausa mentre gli altri proseguono, così aspetto Claudio e Andrea, così gli dico di girare a sinistra visto che qua c'era una svolta, e approfitto per ricordarvi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, così anche da sapere, visto che lo pubblico su Strava, su Instagram e su YouTube, quando ho in programma di fare qualche giro e magari ci si trova dal vivo come è capitato oggi. Seguitemi anche su Strava, in descrizione c'è il link a questo giro, come in tutti gli altri video, e su Instagram anche quello è il link in descrizione. Sì, Andrea! Sinistra, bravo! Wow! Mamma mia! Che roba! Incredibile! Guarda, l'ho già detto nel video, ti lo dico anche in faccia, grazie, perché oggi veramente giro. Sì, nel video metto qua in sovraimpressione l'IBAN di Umberto, che abbiamo capito che è... Basta PayPal, altrimenti... Ah, ok, preferisci PayPal. PayPal perché lui abbiamo capito che è il personaggio, tutti lo amano. Quello è Breghin, questo qua davanti è il Monte Stoll, e mi dicono che sia bellissimo da andare in mountain bike
su quella strada che fa zig zag lì. Fatemi sapere se qualcuno di voi conosce quelle zone, magari organizziamo un giro. Veramente deve essere fighissimo qua su. Sulle tipiche discese carniche sono delle discese con la pendenza positiva tendenzialmente sopra il 6-8%. Questa è una bellissima discesa all'11%. Che figata! Oggi mi rendo conto di essere ripetitivo, ma veramente non ho parole. Questo è esattamente quello che mi piace fare nel weekend. Conoscere persone nuove, fare un bel giro in un posto che non ho mai visto e portarmi magari anche qualche amico. Veramente perfetto. Qui siamo arrivati a Breghini. Che bello! Questi paesini sloveni sono sempre particolari. Sembra sempre che il tempo si sia fermato qua. Su di qua si va a Caporetto, cosa che noi oggi non faremo. Da qua sono altri 5 km, ma direi che ce lo possiamo tenere per un prossimo giro. Magari ci facciamo la salita da qua e dopo andiamo su a Caporetto, facciamo tutto il giro panoramico andando verso di là. Buongiorno. Adesso che abbiamo finito la salita, mi devi dire come si pronuncia perfettamente il tuo nome, perché non voglio dirlo e sbagliarlo. Il mio nome è Zon. Zo. Zon. Ok, con la N in fondo, Zon. Zon N. Ok. Bene, Zon. Abbiamo trovato una che va veramente forte in salita. Veramente forte. Grande, bellissimo. Tra l'altro è una... che bici è? SL? SL6. SL6 Sport. Molto bella. Grande, Zon. Questo è il figo di trovare delle persone del posto e fare dei giri insieme, perché loro conoscono bene le strade, ti portano dei passaggi per evitare il traffico. Figata. Bello, bello. A sinistra, buono sapersi, grazie.
Ti ho sbagliato la curva davanti. No, ho visto che stavi mollando, ho detto recupero subito. No, no, hai fatto bene, fatto bene. Scusami, No, ma di cosa ti scusi? Non preoccuparti. No, voi non avete idea del posto in cui siamo. Io spero che si capisca un po' dalle riprese, perché è veramente spettacolare. Al di là delle strade, ma proprio il paesaggio, cioè, questa, cioè, se uno mi dicesse che sia Slovenia, per me potrebbe essere Austria, incredibile, bellissimo. La staccata mountain bike. Buongiorno. Grazie della compagnia. Grazie, grazie. Ciao Umberto, stammi bene, ci sentiamo. Grazie. Buon giro. Ciao, ciao. Ciao. Ciao Zon. Buon giro. Ciao. Qua rientriamo a Pulfero. Noi siamo andati su prima. Fosca. Umberto e Zon si fanno dopo 68 km e 1200 abbondanti, fanno 91 da Pulfero, che saranno altri 10 km e 1000 metri, non lo so, grandi. Approfitto di questo bellissimo panorama mentre rientriamo a San Pietro alla Tisone e poi Cividale in mezzo alle valli per salutarvi. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo giro, lasciate un like, lasciate un commento se volete chiedere qualcosa o darmi qualche consiglio.